tutte e a tutti, ben ritrovati. Siamo di nuovo qui, online, su YouTube, per raccontarvi alcune storie, per presentarvi alcuni libri e per mantenere soprattutto il contatto con la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta e tutti i lettori e le lettrici che da tanti anni ci seguono e che sono la nostra motivazione fondamentale. La Biblioteca Claudia Augusta, come tutte le biblioteche in questo periodo, si limita al prestito e alla restituzione di libri con prenotazione. Però abbiamo voluto mantenere un contatto e continuare a promuovere la lettura attraverso l'organizzazione di film, di presentazioni di libri o anche di interventi utilizzando le nuove tecnologie, utilizzando YouTube. Non ci credevamo che saremmo ritornati in questa situazione, però per noi è interessante anche trovare delle modalità nuove. La spinta verso il digitale che questo Covid ci ha in qualche modo costretto ad affrontare, per noi è stata comunque una motivazione interessante anche per affrontare e testare nuovi linguaggi. Vi ricordo che BiblioWeb, la piattaforma a cui potete accedere, è utilizzabile 24 ore su 24 tutti i giorni e contiene decine di migliaia di titoli, di film, di libri, di saggi, di giornali in 50 e più lingue che potete utilizzare anche con il vostro telefonino e soprattutto accedervi gratuitamente se siete iscritti alla biblioteca. Vi lascio in compagnia prima di Alessia Piccolin, la nostra bibliotecaria, e poi anche con Nino Cacciapaglia che ci racconterà il suo mondo poetico, il suo sentimento e ci farà evadere da queste giornate che in fondo sono un po' limitate, ma che riusciremo a superare. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti dal canale YouTube della Biblioteca Provinciale Italiana Claudia Augusta, dove da oggi potete trovare un nuovo video dedicato a un genere letterario solitamente meno frequentato rispetto alla prosa narrativa o saggistica, ovvero la poesia. Negli anni la biblioteca ha cercato di dare spazio a questa forma espressiva così ricca di sfaccettature e di tradizione, organizzando eventi come un Poetry Slam nel 2018 o presentando in varie occasioni giovani voci anche legate ad associazioni attive sul territorio come Lettera 7 di Lives, ma anche figure molto note e apprezzate nel panorama culturale italiano come la poeta Roberta D'Apunt. Oggi verremo accompagnati dalla voce avvolgente di Lino Cacciapaglia, un docente di economia aziendale alla scuola alberghiera Ritz di Merano, ma da tempo cultore di questa originale forma di espressione. Quest'estate avrete avuto modo di ascoltarlo durante la manifestazione Un Parco di Libri organizzata dalla Biblioteca Provinciale in collaborazione con l'Associazione Scrittori di Bolzano. Oggi si ripropone però in una veste originale, immerso nella natura, quella stessa natura da cui trae costante ispirazione per raccontare dell'umano e del viaggio che è l'esistenza di ciascuno di noi. La poesia infatti non è in contrasto con le altre scienze, ma può raccontare in modo altrettanto preciso il reale. E in questo periodo può offrirci particolare conforto e può aiutarci a interpretare il mondo e noi stessi. La poesia, secondo Lino Cacciapaglia, rende la lingua vitale, accende la realtà, ci offre significati diversi e anche una prospettiva nuova. Vi auguro un piacevole ascolto. Noi bibliotecarie e bibliotecari continueremo a gestire prestiti e restituzioni, a fornire informazioni e consulenze. Vi ricordo sonoramente di prenotare in precedenza i volumi sia via mail all'indirizzo info@ppi.claudiaugusta.it, attraverso il catalogo Explora, identificandovi con le vostre credenziali o telefonando allo 0471 26 44 44. Anche nei momenti più duri, lo sguardo di qualcuno ci aiuta a rinascere.
Lo sai bene, non ti riesce qualcosa, sei stanco e non ce la fai più. E d'un tratto incontri nella folla lo sguardo di qualcuno, uno sguardo umano. Ed è come se ti fossi accostato a uno sguardo divino, nascosto. E tutto diventa, improvvisamente, più semplice. Un caro benvenuto a ciascuno. E grazie di vero cuore di essere qui con me, insieme in questa forma insolita per me di raccontare poesie, qui nella natura, e raccontare l'emozione che avverto nell'essere qui, raccontare. La poesia può raccontare, attraverso il verso la poesia racconta di ogni vicenda umana. Lo stesso grande economista del secolo scorso, ma ancor prima di essere un economista, il più grande poeta del Novecento, l'americano Ezra Pound, durante una lezione, asseriva che la poesia è uno strumento di indagine, non è in contrasto con la storia, non è in contrasto con la scienza, con l'economia, ma la poesia, attraverso il rigo spezzato, discorre di ogni argomento. E così la poesia può raccontare di mio nonno Pasquale, classe 1898, un contadino del sud della Puglia, e mio nonno nei primi anni 70, quando terminava il lavoro nei campi, era solito prendermi per mano e portarmi sotto il grande albero di gelso bianco. E là mio nonno mi raccontava di essere un cavaliere di Vittorio Veneto. Mi raccontava degli anni di prigionia durante la Prima Guerra Mondiale. Mi raccontava dell'economia italiana nei primi del Novecento. E mi raccontava di un'anziana cantastoria che nei tardi pomeriggi d'estate giungeva nei paesi. Ed io, e il grande albero di gelso bianco, in silenzio, ascoltavamo. Se fossi cantastorie, darei il canto alla tristezza, che nei cuori trova riposo, ma esplica un battito solo in coloro che non desistono, all'attesa, alla lotta. All'arrivo d'essa non dubitare, e il suono diverrai un mare, e allo spirare del vento le acque insceneranno le onde, la tristezza che bussa anela a raccontare. Se nel risveglio al mattino nutri il sorriso di speranza, con la tristezza dispieghi il dialogo, la fonte d'essa trovi. Erano i primi del Novecento. Il sole discendeva e seguiva e scrutava un arrivo nella piazza del paese. L'agora gremita mirava alla mite signora, espressione della moltitudine del tempo trascorso. L'anziana cantastorie narrò, mosse su scene la rude bacchetta, diede il canto alla tristezza. Mi destai ad un cielo d'ottobre. Se il vento volasse e toccasse all'esule stella, e nell'alito di un vento lontano viaggiasse una stella ai luoghi dove s'adombra una cella, or distante agli istanti di libertà. Se alla luna il vento orasse, ed ella nei sospiri di un vento s'issasse sontuosa, a sposa, luminosa, dei cammini, come un faro che traghetta, orienta nei dispersi mari. Se l'uomo emulasse nei lassi del tempo, e ad altri
portasse una stella e ad altri brillasse di una luna, saremmo nei vicoli del sole, dove si orienta la luce, dove orientare la luce da oriente vedremmo. Quando il tuo cuore vibra di tutto cuore, quando i tuoi occhi piangono tutte le loro lacrime, quando il tuo animo canta tutti gli stati d'animo, tu ti riconcili con il mondo, ti radichi dolcemente, dolcemente, librai la mente. Dolcemente mi portai su un carro lento, come se trainato da un asino. Dolcemente, dolcemente, un ruder arride all'avanguardia estenuante e guardiano del tempo resta a vigilare un campo. Dolcemente, dolcemente, traspare indistinta la celeste notte, or chiamata dalle stelle ed è eletta a navigante del tempo, dolcemente e silente. La parola poetica. La parola poetica rende vitale le vicende di una lingua. Grazie alla poesia la lingua non può assestarsi, la poesia desta, la poesia accende, rende presente che tutto ciò che è stato scritto è ancora vivo. Eterna è la poesia della terra. Quando tutti gli uccelli stremati cedono al sole ardente e si nascondono tra alberi freschi, frequente una voce corre di siepe in siepe per il prato appena falciato. È la cavalletta che prende la testa nel tripudio d'estate e mai non sosta il suo godere, perché quando di giocare è stanca il sonno si gode per le erbe care. La poesia della terra non ha mai fine. Nella solitaria sera d'inverno, quando il gelo ha costruito il silenzio, stride dal focolare il canto del grillo in un orgasmo di calore. E sembra a chi è smarrito nei sensi ottusi una cavalletta che campi nei campi erbosi. L'equazione di silenzio e armonia celestiale. Quel silenzio che, se nulla all'orecchio sensuale, costituisce di fatto il poeta, permettendogli di parlare di ciò che assente e di partecipare ad esso. Trasformiamo il silenzio in un udito spirituale. T'ho visto, sole, discendere a cavallo di un fiume. Nell'estasi del sole, d'estate, sorride un fiore che al venir soave irrompe indistinto ad ognuno. Postasi nel ventre di una terra, ritempra il mare venuto dal vento, navigante d'ogni tempo, d'ogni sogno libero, mare, madre dell'emozione, pennellato da una favola. A lambire il grande abbraccio d'acqua canta un grillo in un campo di grano orbaciato da un re papavero. E il silente sentire dell'anima è estasi d'estate. La dormiente vela anela al vento, alla rotta del mare. Notte d'estate, notte poetica. Vienici, stella. In un solingo cammino di campagna,
dove volli l'infanzia che amai, là, dove mani antiche allocarono le nobili mura, scrutai un giardino di dimora d'aranci, dove ondavano fieri i fiori di zagara. Nell'aranceto un murmure d'api, a tondeggiare nell'aria breve di un alveare, e loro si involano in un ballo reale ed il sole si oscura di uno sciame nuziale. In una sera d'agosto, fra mezzo alle voci della Vallisa, ascoltai dei cuori, i nostri. Ascoltai il valicare di passi, i nostri. Demmo un vibrare d'ascolto ad ognuno, d'audacia a forza. La musica si compose. Avvenne il giorno di calore, avvenne la frescura, avvenne una lanterna. Alberi dovunque, disposti alle stagioni, aquile librandovi, carpite il tema del vento, al figlio narrate. Ascolta la madre sera, rimembra ai suoi suoni la favola di agosto. Ascolta. Nessuno può con chiarezza definire cos'è la vittoria se non lo sconfitto. Così il negativo diviene il termine, a partire dal quale noi possiamo definire il suo opposto. Ogni scoperta di ciò che è falso ci conduce a cercare con zelo ciò che è vero. Si oppone alla felicità guardare oltre il nostro volo, così anche si oppone alla felicità guardare oltre quel filo spinato. Credo fosse l'anno 2016. Camminavo nei paraggi della città di Monaco, camminavo in un campo che l'umanità mai potrà dimenticare. Da poco aveva smesso di piovere, ricordo quella lumaca che lentamente si portava in quel luogo dove avvenne l'abbraccio comune. E su quel campo, su questo foglio, scrivevo versi che mai ho cambiato, visi attoniti, tralasciati dal sorriso, dislocati nel campo di Dachau. A Dachau, dove la parola conobbe il silenzio, dove le umane lacrime conobbero il verso del pianto, bararono la vita nelle baracche di Dachau. A Dachau, dove l'acqua si spogliò della veste primorde ed un fuoco s'apprestava nel nevrotico a sentare la vita di solo ieri. L'avvistai, venne dalla pioggia una lumaca allenta, si portava dove visse l'abbraccio comune. Quest'oggi, a Dachau, dai passi lenti, ascoltai il suono delle pietre. A voi, volatili, affogliati dai rami d'alberi, alati, allettati da fronde ed albero, chioccolate nel campo di Dachau, portateci al rimembro dell'odio odiabile. Domenica di Pentecoste, a Dachau, venne il sole. Adesso, se desiosa mi dessi a rose d'inverno, io viverei. Adesso io, la desiosa stella del sovrano cielo, ti guardai, donna da Jarin. Adesso,
Se ti portassi messaggera alla giostra del tempo, adesso io, donna, Dajarim, se violassi l'inetta, strettoia del rancore, librandomi ai cuori allegri, e vivessi il sole dal manto da arancio, sposo alla luna velata di bianco, adesso, se portassi a flusso l'istante dell'amore, adesso, se viaggiassi verso il cielo d'Oriente, dove visse l'infante tenerezza. Adesso. Alle 7 di mattina del 24 giugno del 1818, il giovane poeta inglese John Keats, insieme all'amico Brown, partirono per un giro del nord a piedi. In una lettera al fratello George, Keats scriveva: «Ho percepito quanto le cose nuove contribuiscono a tenere lontano il senso di noia e di fatica. Camminammo nell'isola dei Cavalieri, dove il cielo avvista il mare, dove l'esteso destino d'acqua avvista i versi di un cielo dall'azzurra volta, dove largo torre di guardie porta l'andare di antichi naviganti. Sulla grande roccia, sorella ferma del Mediterraneo, silente t'avvista il segreto d'Ajari. Nella sacrale pietra l'antica donna si indorava di fiori di mimosa. Nei prati del tempio la mimosa svelava al vento. La favola del tempo lenta si levava nel tempo, desiroso sogno di un esodo di mimosa. Il poeta va oltre la filosofia. La filosofia crea i concetti, ma è il poeta a darci l'immagine, la vera visione delle cose. Diceva Heidegger, l'ultima parola spetta al poeta perché è capace di andare oltre il linguaggio. E il filosofo francese Bergson scrive: la vera comunicazione avviene quando, oltre al messaggio, passa un supplemento di anima. Non basta pronunciare o scrivere parole, è necessario che il desiderio sia anche quello di trasmettere emozioni. A sortire la bellezza. Come le mani in un'orchestra, si levò il mare al giorno di Polignano. Il mare sberla la roccia, che festosa agli sguardi dell'umano si veste d'una spuma bianca. Alla sera di Verdi, Violetta orava al persuo amore. Il vento discorreva nella contea. Alla notte di Verdi, Violetta cantava l'amore, l'esistenza dell'uomo. L'onda non desisteva ad essere, la via calma del mare. Ferragosto, il regale del sole, dove l'anima s'appresta a vivere il nobile d'estate, il dispiego di un giorno venuto da mani della vita indistinta. Violetta cantava alla lettura dell'amore. Mi portai nella sera del vento, nella città etrusca del silenzio, nel monastero del Vasari, orato dalle sorelle Clarisse, camminai e vissi l'allegria del cuore. Voi, nuvole, che scorgete l'oro, e tu, mimosa, che sposi il canto di una terra, portate a donne d'ogni campo, a donne d'ogni cella, portate la piazza dove si raduna il sole.
Io sono la stanza che ha vista la rotta del cielo. Dello spoglio della luna tu sei la danza sempiterna. Egli è l'eleganza espressa, la privazione di rive assolute. Noi siamo un silente soliloquio della libertà dei cuori. Voi siete gli amanti dell'ambivalenza allegria. Ed il vento zefiro mi desta al fior di magnolia, al color rosa dei campi, all'alba dei campi, al mare che anelavo. Mi rimembrano un rituale atteso, l'apogeo del sole. Essi sono l'inesausto sogno d'essere della primavera. I poeti vedono l'invisibile e in particolare ciò che non è più o non è ancora, il passato e il futuro. Il passato come tempo originario, come luogo della fondazione in cui anche il futuro si riconcilierà. E la memoria sarà visione. La poesia è memoria. La poesia è visione, la poesia è rimembranza, la poesia è quel sogno senza sonno. Per la poesia che volli mi portai nel maniero, dal Medioevo una fierezza di un fiume. La donna delle mura che visse il tempo di monaci templari al sibilo del vento volle rivelarsi. Ad emulare una danza furono mossi i tralci d'uva, le fronde musicavano, il talvera sondava e a rimembrare il mare per un attimo volli portarmi. Alla sera, nell'erboso del mareccio, la donna delle mura attese l'ascolto. Il vento si disperse nei versi, nella poesia che volli. Il bello naturale che ora, qui, viviamo. E il bello naturale è che lì parla ciò che l'uomo non ha fatto. Vi parla cioè un'allegoria che è priva di ogni soggettività. Percorri. Ascolta. Passa. E Pasqua. Percorri la via infante. Genesi di inesausta valenza. E da aurora ascolta nelle fronde il canto sferato di un merlo che a suon di melodia veste d'ogni armonia una banda di musici innati d'altri merli. Ed ancora la vita nostra si sveglia. Percorri il fiume, dove ondola la bianca naide, ed ascolta la frenesia che ristora d'acque festose che scorrono nella nelita ricerca. Percorri la via inesausta del mare ed ascolta il proteso venire dell'onda, voluta dalla carezza del vento. Percorri, ascolta, passa e Pasqua. Salutate da un vento perenne, in quell'alba che venne sempre. Non esiliate alla sola notte d'inverno, avvistammo le comete d'ogni tempo come un antico faro che scorge festoso ed una rotta lui dona alla via insicura. D'ostinata felicità il cammino, là dove immaginare e bellezza fummo cercati dalle comete d'ogni giorno. Del mattino
Ancora la luna si intravede, il sole e la luna insieme, il memoriale di una bellezza congiunta. E ora una tempesta, quella nostra che desta, la tempesta che t'apre a una festa d'estate, il desiderio amato dal calmo mare. E ora la vita si colma, al solstizio, in quella fermata, amata dal sole. Si liberano le comete d'antiche mete. Questa finestra sul mare non è una semplice cornice, è molto di più. È il mio occhio sul mondo. Il mare, il fiume, questi monti e alberi primordi sono simboli che nella poesia di Azzurre, nella poesia di Esisti Sole, nella poetica di molti poeti, sono simboli che mi permettono di sondare l'anima, di sondare i sentimenti. Infatti i nostri stati d'animo possono trovare una perfetta rispondenza nelle immagini che la natura offre. E poi sarà bastevole bussare con discrezione alla porta di colei che è la figlia diletta della retorica, bussare alla metafora, e con la metafora noi potremmo abbattere quelle barriere che separano il paesaggio esteriore dal paesaggio interiore. E questo lo scorgiamo chiaramente nella grande poesia del grande poeta andaluso Federico García Lorca, alcuni suoi versi della bellissima Canzone d'autunno. Oggi ho nel cuore un vago tremore di stelle, ma la mia strada si perde nell'anima della nebbia. E i nostri stati d'animo possono essere come un'acqua che gioca con la roccia aggirandola, o anche di un'acqua che si adatta ai corsi dei fiumi, o anche di un'acqua che compie quel gesto estremo, solidale, di trasformarsi in un lago per colmare ogni forma di depressione. Ma c'è un'acqua che io amo in particolare, che dedico a ciascuno di voi, è quell'acqua che segue il suo cammino, è quell'acqua che non dimentica mai che la sua meta è il mare. A Polignano le stelle fanno il bagno nel mare del giorno. L'onda le guarda, fermandosi, silenziosa. A Torre Guaceto la luce fa il bagno nel mare della sera, una torre l'ha vista, la guarda Guaceto. Del cammino una riserva, in natura si s'apre, ai cuori che vagano e le pietre si toccano, sembrano baciarsi al profumo del sole che nel ballo lento dell'onda muove al tramonto. A San Vito dorme il mare della notte, nei dormiveglia dell'onda, lambite dall'udire silente delle acque, l'abbazia e la torre mi investono dell'anima calma. John Keats, il mio poeta guida, il poeta per il quale la poesia, il suo valore più alto, viene comunque sempre dopo l'etica. In una lettera John Keats scriveva: sono convinto che lo scrivere bene sia, dopo l'agire bene, la cosa più nobile al mondo, una cosa di bellezza e una gioia eterna. Aumenta la sua grazia e mai trapasserà nel nulla. Per Keats non si dà alternativa a un pensiero fondato sul valore.
Il 22 novembre del 1817 Keats scriveva una lettera che diverrà celebre. Non sono sicuro di nulla se non della santità degli affetti del cuore. So che l'immaginazione coglie come bellezza. Deve essere verità, che esistesse prima o no. L'immaginazione potrebbe essere paragonata al sogno di Adamo. Si svegliò e lo trovò vero. Non riesco a proseguire. Una lieta armonia fluttua nella stanza. Se di una luna potessi, ed amar la luna osassi, se di una stella or ti illumini e a volare ti inoltri durante la voce del vento, se di un sole t'adorni e nel cammino degli incontri lo portassi, se dei campi potessi e nei suoi viali mi destassi agli innumeri suoni, se del mare potessi e danzare sul lento mobile delle acque mi portassi, mi porterei negli ambiti tuoi, al prossimo, all'altro, all'amore più grande. Ho viaggiato poco, ma il viaggio è l'essere, il viaggio è l'esistenza. O anche come asseriva un filosofo tedesco, il viaggio è l'esserci, cioè è l'essere nel mondo, è l'essere qui e ora. Ma anche un altro grande della storia dell'uomo che ha accompagnato moltissimi dei nostri anni e che accompagna ogni giorno il mio esistere, Papa Carol, riflettendo sull'esserci, aggiungeva l'esserci per qualcuno. E il poeta francese Claudel scrive: la chiave di un uomo si trova negli altri. È il contatto con il prossimo, quello che ci illumina su noi stessi. Il contatto umano, quindi, come punto di partenza di qualsiasi relazione, sia essa personale o professionale. Ed ecco che rifletto sul mistero di una domanda da assumere, che porterebbe nell'esistenza di ciascuno di noi il valore aggiunto dell'attenzione verso l'altro. Una domanda di sole 4 parole che non sono ma tu cosa hai? No, le parole sono ma tu chi sei? Disse il mattino alle stelle d'Orione. Io costello l'amore. Ma tu chi sei? Chiese l'albero a lei, che è la stella prima a venire, a lei che è una stella ultima ad andare. Sono Venere, quelle che ha vista l'amore, rimembro perenne dell'uomo. Ma tu chi sei? Chiesi al venirmi silente di una stella. Sono colei che cade affinché si elevi lo stupore dell'uomo e si involi, s'azzurra un desiderio. Ma tu chi sei? Chiese il volo gli uccelli al grande manto. Sono il cielo, che sovrasto sovrano al tuo libero andare, che avvista i colori. Ma tu chi sei? Chiese il sentiero sposo d'acqua, al suono di un rintocco toccato dal vento. Sono una campana che vigila, lieta nei cuori, e livrarli vorrei alla storia di una presenza. Grazie di cuore.
E un grazie di cuore alla Biblioteca Claudia Augusta. Grazie.